La Virtus Entella è in Serie B, battuta la Carrarese al Comunale con un gol di Mancosu all'89esimo. Complice la sconfitta del Piacenza a Siena, i biancocelesti riconquistano vetta della classifica e promozione diretta. Grande la gioia dei tifosi. Tornano freddo, vento e pioggia sulla Liguria. L'ARPAL ha diramato l'allerta gialla su tutta la regione sino alle 15 di domani. Sarà una domenica di stampo invernale, miglioramenti da lunedì. Con l'approvazione del bilancio consuntivo si è sciolto il Consiglio Comunale di Rapallo. La maggioranza ha licenziato il documento contabile, quasi 12 milioni di euro l'avanzo di amministrazione. Papa Francesco da domani in Bulgaria e Macedonia del Nord, un pellegrinaggio nel segno della fede, dell'unità e della pace. Telepace lo seguirà in diretta. Firmata la Carta d'Assisi, primo manifesto contro i muri mediatici per un giornalismo di pace. A Genova l'incontro su democrazia e informazione in occasione della giornata della libertà di stampa. Foto Mariuccia, storia di una donna che ha precorso i tempi, presentato a Chiavari il volume che parla di una dinastia di fotografi legati all'edizione del Levante del secolo XIX. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio. Oggi il calcio in apertura, la Virtus Entella infatti ha vinto il campionato di Serie C battendo oggi 1-0 la Carrarese. Complice la sconfitta a Siena del Piacenza per 2-0, i biancocelesti si aggiudicano il passaggio diretto alla Serie B. In rete Mancosu all'89esimo del secondo tempo, grande la gioia dei tifosi che a fine partita hanno invaso pacificamente il campo del Comunale. Ma sentiamo le interviste raccolte a caldo da Roberto Costa con il presidente Gozzi, mister Boscaglia e Matteo Mateazzi. C'è il popolo di Chiavari che festeggia, è il finale meritato, meritavamo di vincere il campionato, abbiamo passato un anno difficilissimo, di grandissimi sacrifici e di grandissima intensità. Devo ringraziare i ragazzi, il mister, tutto lo staff, i dirigenti che ci hanno creduto fino alla fine, il pubblico di Chiavari che ci ha sostenuto meravigliosamente, guardatelo, fatelo vedere. Presidente, torniamo dove dovevamo essere. Sono strafelice veramente per l'Entella, per tutte le persone dell'Entella, quelle che hanno sofferto con noi in questi ultimi 12 mesi drammatici, quindi ce lo meritavamo alla fine, abbiamo fatto giustizia, dai. Non più di voce. No, basta, finito. Siamo felici perché abbiamo sofferto tanto, hanno sofferto le nostre famiglie, hanno sofferto le famiglie dei calciatori, della società e tutti i tifosi. È stata un'annata straordinaria per certi aspetti e per altri un po' così, un po' strana, però ci dobbiamo godere questo momento assieme alla città, ai tifosi, alla società e alle nostre famiglie che sono secondo me coloro i quali che ci sopportano e ci supportano proprio, soprattutto nei momenti difficili. A un certo punto sembrava proprio che oggi la palla non volesse entrare in campo. Abbiamo fatto una grande partita, il loro portiere ha fatto veramente dei miracoli oggi, abbiamo veramente messo sotto loro, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, tutto. Però poi alla fine ci vuole lo spunto anche di un singolo. Abbiamo fatto... Azzeccato anche il cambio. Ma no, i due attaccanti erano stanchissimi, avevamo visto che erano stanchi. Sono due attaccanti diversi che cercano solo la palla in profondità loro e proprio in una di queste occasioni abbiamo fatto gol. Torniamo al Comunale di Chiavari dove è in corso la festa dei supporters biancocelesti. Ci colleghiamo in diretta con Nicolò Pagliettini. Buonasera Nicolò. Ci siamo, buonasera. Allora, hai seguito la Virtus Entella per tutto l'anno, allora ti chiedo un'analisi della partita di oggi ma anche di questo campionato così straordinario e così strano anche per i biancocelesti. Guarda, mi viene da dire, come tra l'altro abbiamo scritto sui nostri canali social, è solo un pallone che rotola, ma quante emozioni che dà, perché è stato un finale veramente per certi aspetti clamoroso, no? La squadra che non riusciva a sbloccare il risultato nonostante una buona prestazione, nonostante una bella cornice di pubblico, nonostante le occasioni fossero arrivate, e nel momento più sperato, quando nessuno più guardava il risultato del Piacenza perché era sotto 2-0, è arrivato un gol storico, bellissimo, tra l'altro di uno dei giocatori più attesi, quel Matteo Mancosu arrivato a gennaio proprio per segnare questo tipo di reti, le reti della promozione. Mi viene a dire che così è ancora più bello, mi viene a dire che questa è una promozione meritata, perché la squadra ha cominciato il 4 di novembre, quando le dirette concorrenti avevano 26 punti in classifica, tanto per dare un'idea anche matematica,
Eppure questo gruppo nelle difficoltà si è compattato e ha dato veramente vita a un campionato incredibile. Molti dicevano che la squadra fosse stanca, demoralizzata, che non avrebbe avuto le gambe per arrivare fino alla fine. In realtà questa squadra fino all'ultimo secondo ha lottato, trovando proprio nel finale un gol storico che riconsegna la Serie B a Chiavari ed è un patrimonio di tutto Chiavari, ma di tutto il Tigullio e della Liguria in generale. Bene, grazie a Nicolò Pagliettini, naturalmente buon lavoro. Intanto ci giunge proprio in questo momento notizia che la Virtus Entella farà festa domani, domenica 5 maggio alle ore 21 in Piazza Fenice. Naturalmente chiama a raccolta tutti i tifosi per festeggiare questa promozione in Serie B. Ora cambiamo tema, diamo uno sguardo al meteo. Le prossime 24 ore saranno di stampo invernale con un drastico calo delle temperature. Dalle 21 di questa sera alle 15 di domani sarà in vigore un'allerta gialla su tutta la Liguria. Sentiamo Federico Grasso, portavoce dell'ARPAL. Quali sono gli ultimi aggiornamenti? I fenomeni più importanti potranno essere questi temporali che già questa notte hanno fatto la loro comparsa sull'estremo levante ligure e torneranno sulla nostra regione nel corso del pomeriggio, intensificandosi appunto dalla serata odierna. In contemporanea questo arrivo di un impulso perturbato da nord contribuirà a far crollare le temperature. Abbiamo una possibile quota neve nei settori interni della regione e nelle parti più elevate del centro levante regionale, con una quota in discesa fino a 400-500 metri. Questa perturbazione appunto comporterà grandinate in occasione dei fenomeni più intensi, precipitazioni sotto forma di pioggia altrove e sarà accompagnata da una ventilazione molto forte con raffiche addirittura fino a 120-140 km all'ora. Il mare sarà localmente agitato ai due estremi della Liguria. Quindi in particolare appunto la notte tra oggi e domani, la prima parte della giornata di domani, saranno due momenti caratterizzati da questo impulso perturbato di stampo tipicamente invernale. Per quanto riguarda lunedì invece ci sarà una ripresa o dovremo aspettarci ancora una prosecuzione di questa perturbazione? No, diciamo che già dalla seconda parte della giornata di domani il tempo dovrebbe andare migliorando e poi lentamente accompagnarsi nuovamente le temperature, risalire verso valori più tipici di questo periodo dell'anno e anche l'inizio della prossima settimana non dovrebbe essere così perturbato come le ore che ci apprestiamo a vivere. La cronaca, una turista austriaca si è infortunata nel primo pomeriggio di oggi mentre camminava su un sentiero in direzione Sorlana alle spalle di Caviborgo. A causa del terreno bagnato, spiegano i vigili del fuoco, l'escursionista è scivolata per un paio di metri cadendo di schiena. L'allarme è stato lanciato dall'amica che era con lei. Sul posto il 118, la Croce Verde di Lavagna e i pompieri del distaccamento di Chiavari. La donna è stata poi portata con l'elicottero in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. E questa mattina, poco prima delle 7, si è verificato un incidente stradale a Ferrada di Moconesi. 2 le auto coinvolte, in una viaggiava una famiglia di 5 persone, nell'altra si trovava a bordo soltanto il conducente. 3 i feriti soccorsi e portati al pronto soccorso di Lavagna. 2 giovani del Levante sono stati arrestati dai carabinieri a Rapallo per spaccio di droga in concorso. Nel corso della nottata, a conclusione di un servizio di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, i militari hanno fermato i 2 e li hanno sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. Sono stati trovati in possesso di 12 grammi circa di eroina, 2 bilancini elettronici di precisione, 2 coltelli e materiale vario per il taglio e il confezionamento della droga. Cambiamo tema, è stato l'approvazione del bilancio consuntivo 2018 l'ultimo atto dell'attuale Consiglio Comunale di Rapallo. Nel corso della 70ª seduta del ciclo amministrativo 2014-2019 la maggioranza al completo con 12 voti ha dato il via libera al documento contabile. Sentiamo Emanuela Castello. A fronte di 49 milioni e 900 mila euro di entrate, Rapallo nel 2018 ha speso 46 milioni e 883 mila euro. L'avanzo di competenza ammonta dunque a 3 milioni e 17 mila euro. Sono i dati salienti del rendiconto 2018, approvato in Consiglio Comunale come ultimo atto dell'amministrazione Bagnasco, con i 12 voti favorevoli della maggioranza e i voti contrari di Tassara e De Matteis, unici componenti dell'opposizione che hanno partecipato alla seduta consiliare di ieri sera.
Sul fronte della spesa cresce quella per il personale e crescono anche le imposte a carico dell'ente, mentre resta sostanzialmente invariata la spesa per l'acquisto di beni e servizi. Fra le voci di spesa più consistenti primeggia quella per i rifiuti con oltre 6 milioni e 300 mila euro, seguita dai servizi sociosanitari, dal turismo, dall'ordine pubblico e dall'istruzione. L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018 si attesta a poco meno di 12 milioni di euro. Di questi solo 2 milioni potranno già essere spesi nel corso del prossimo ciclo amministrativo, oltre 5 milioni sono accantonamenti e poco più di 4 milioni e mezzo sono fondi vincolati per legge. Il documento contabile approvato dal Consiglio Comunale ha proposto anche il quadro di insieme dei bilanci dal 2013 ad oggi. Negli ultimi 5 anni, cifra alla mano, sono cresciute sia le riscossioni che i pagamenti. Sono rimasti sostanzialmente invariati i residui attivi, mentre i residui passivi sono stati sostanzialmente dimezzati. Anche l'avanzo di amministrazione risulta praticamente la metà di quello del 2013. La seduta si è conclusa alle 23:30 e l'Assemblea si è sciolta con tanto di brindisi finale. Un finanziamento di quasi 415.000 euro è stato stanziato dalla Regione per realizzare un nuovo acquedotto pubblico nella frazione di Pontori, nel comune di Ne. L'iter per la realizzazione dell'opera, che rientra nei bandi del piano di sviluppo rurale, è già avviato. Seconda tappa per il servizio di trasporto passeggeri nell'ambito della convenzione tra stazioni marittime e ATP Esercizio. L'accordo prevede che l'azienda di Carasco svolga un'attività di trasporto dei crocieristi all'interno dell'area portuale, percorrendo in particolare il tratto tra Ponte dei Mille e Ponte Doria. L'altro giorno il servizio ha riguardato circa 5.000 crocieristi. È stato consegnato questa mattina il cestino galleggiante che manterrà le acque di Portofino pulite sia sui fondali sia in superficie. Il dispositivo si chiama Seabin, è un dono di Italian Yacht Masters, associazione comandanti, alla Marina di Portofino. Si tratta di un cestino che viene posizionato direttamente in acqua, raccoglie fino a 1,5 kg di rifiuti al giorno, cioè mezza tonnellata all'anno. A differenza dei tradizionali sistemi di raccolta manuale, può catturare anche le microplastiche e le microfibre, dalle buste alle confezioni delle patatine, dai cotton fioc sino alle fibre microscopiche invisibili a occhio nudo. E ora siamo all'informazione religiosa. Inizia domani il 29° viaggio apostolico del Papa in Bulgaria e Macedonia del Nord. Francesco resterà in queste terre sino a martedì. È un pellegrinaggio che si pone sulle orme di 2 papi santi, Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. L'Europa, dice Francesco in un videomessaggio, deve tornare a respirare a 2 polmoni. Sentiamo. Cari sorelle e fratelli di Bulgaria, con l'aiuto di Dio, tra pochi giorni sarò tra voi. Un pellegrinaggio nel segno della fede, dell'unità e della pace sulle orme di San Giovanni Paolo II e nella memoria di San Giovanni XXIII, i 2 papi che Francesco ha canonizzato insieme il 27 aprile 2014 alla presenza del Papa emerito Benedetto XVI. Così Papa Francesco parla della prima tappa del suo 29° viaggio apostolico, quello in Bulgaria, in un videomessaggio al popolo del paese europeo che incontrerà dal 5 al 7 maggio. Venire in Bulgaria sarà per me e per i miei collaboratori un pellegrinaggio nel segno della fede, dell'unità e della pace. Ricordando San Giovanni Paolo II, Francesco evoca una delle frasi ricorrenti del Papa Santo: l'Europa deve riprendere a respirare con i suoi 2 polmoni. Sulle sue orme avrò la gioia di incontrare Sua Santità, il Patriarca e il Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Bulgara. Insieme manifesteremo la volontà di seguire il Signore Gesù nel cammino della comunione fraterna tra tutti i cristiani. Quindi Francesco ricorda Monsignor Angelo Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, che nel 1925 da visitatore apostolico e dal 1931 al 1934 come primo delegato apostolico contribuì alla riorganizzazione della Chiesa bulgara. Per questo ho scelto come motto del viaggio il titolo della sua storica enciclica Pacem in Terris, Mirna Semignata. Il Papa si congeda dai bulgari chiedendo di essere accompagnati dalla loro preghiera e pregando Dio di concedere pace e prosperità alla Bulgaria. Vi chiedo per favore di accompagnarmi con la vostra preghiera. Grazie. Dio conceda pace e prosperità alla Bulgaria.
Telepace seguirà in diretta il viaggio apostolico del Papa. Domani mattina alle 9 ci collegheremo con l'aeroporto internazionale di Sofia per l'accoglienza e la cerimonia di benvenuto. Poi alle 10:30 l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Seguirà la preghiera davanti al trono dei santi Cirillo e Metodio alle 11:15 nella cattedrale di Nevsky. Poi la messa in piazza alle 15:20. Torneremo in diretta poi lunedì 6 maggio. A partire dal mattino, intorno alle 10, il Papa sarà nella chiesa del Sacro Cuore di Rakovsky per la messa e le prime comunioni. Parliamo ora di informazione. È stata firmata a Roma la Carta di Assisi, il primo manifesto internazionale contro i muri mediatici. Non è una carta dei giornalisti né una carta deontologica, ma una dichiarazione di fratellanza universale contro il muro dell'odio che chiama in causa tutti gli operatori di pace. A dirlo il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. Tra le associazioni e le realtà che vi hanno aderito c'è anche la rivista Civiltà Cattolica, il cui redattore, padre Francesco Occhetta, ha partecipato ad un incontro che ieri sera si è svolto a Genova. C'eravamo anche noi, sentiamo. Scrivere degli altri quello che si vorrebbe scritto di se stessi, non temere di dare una rettifica, dare voce ai più deboli difendendone la dignità e ancora imparare il bene di dare i numeri e i dati giusti, usare le parole per costruire ponti e non muri, proteggere la verità dei fatti, non essere autoreferenziali, usare bene il web, mettere in contatto le persone e dare corpo e sostanza a tutte le notizie. Sono i punti che danno forma e sostanza alla Carta di Assisi, firmata a Roma nella sede della Federazione della Stampa per spronare una comunicazione attenta alla costruzione di ponti e di pace. Il Decalogo, unico nel suo genere, vuole rappresentare una guida per il giornalismo e il mondo dell'informazione affinché non ci siano più muri mediatici e parole usate come pietre. E di informazione corretta, sempre in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, si è parlato a Genova nel corso dell'incontro con padre Francesco Occhetta, redattore di Civiltà Cattolica che si occupa di questioni sociali e di diritto. La libertà di stampa ha la funzione di costruire e ricostruire nella storia un ethos condiviso, che significa incontrare la diversità nello spazio comune e renderla pacifica. Questo è fondamentale per noi. Anche Papa Francesco, in un messaggio pubblicato in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, ha ribadito la necessità di un giornalismo libero al servizio del vero, del bene, del giusto, un giornalismo che aiuti a costruire la cultura dell'incontro. E uno dei temi toccati nel corso dell'incontro genovese è stato proprio la questione delle false notizie e della disinformazione, molto spesso veicolata attraverso i canali social e internet. Ho detto che l'80% delle notizie che si vedono non vengono riconosciute false, per cui la gente non sa distinguere, e questo è attraverso l'educazione, attraverso un'educazione a distinguere la notizia da quella vera da quella falsa e soprattutto alle fonti a cui uno si ispira. E nella rete molto dipende anche dalla fiducia con cui uno interloquisce e si connette. Un filo tra cielo e terra è il titolo della mostra di vesti liturgiche allestita in questi giorni nel Palazzo dell'Episcopio a Sarzana. In esposizione casule ricamate a mano in oro e capi più moderni creati con particolari tessuti realizzati con telaio a mano. Il visitatore sarà condotto in un percorso di conoscenza dalla tunica romana che i sacerdoti indossavano già a quell'epoca per poi scoprire l'origine delle vesti attuali. L'occasione è di visitare il Palazzo del Vescovado, un edificio risalente alla metà del 400 nel centro storico di Sarzana. Dagli anni 30 non è più sede episcopale da quando la stessa è stata trasferita alla Spezia, ma custodisce ugualmente preziosità storiche e artistiche. La mostra sarà allestita sino al 7 maggio e sarà aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30. L'ingresso è libero. Stiamo per concludere, ricordo che domani, terza domenica di Pasqua, le telecamere di Telepace saranno ospitate nella chiesa di San Lorenzo di Cogorno, la comunità guidata da Don Stefano Libini. La celebrazione si colloca all'inizio del mese mariano e in questa data la parrocchia di Cogorno festeggia la solennità di Nostra Signora delle Grazie. La Santa Messa delle 9:30 sarà presieduta dal vicario generale della diocesi Don Stefano Mazzini. I festeggiamenti proseguiranno poi nel pomeriggio alle 16:30 con la recita dei secondi
secondi vespri e la processione. Telepace proseguirà dunque nel suo percorso di conoscenza attraverso le diverse realtà della diocesi. Al termine della messa, infatti, i nostri volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di sostentamento della TV. Dunque avete visto anche il promo, domani la messa sarà in diretta dalle 9:30 dalla chiesa di San Lorenzo di Cogorno su Telepace 2, che è il canale 85, e poi in differita alle 12:30 su Telepace 4, che è il canale 218. Cambiamo argomento. Nel contesto delle iniziative per celebrare i 60 anni dell'edizione del Levante del secolo XIX si inserisce anche la pubblicazione Foto Mariuccia, immagini dalle cronache del Levante di Maria d'Arligny 1962-1971. È il titolo del volume realizzato da Giorgio Getto Viarengo. Sentiamo. La storia, raccontata per immagini, parla del passato, ma è il sapore dell'attualità proiettata al futuro. Maria d'Arligny, in arte Foto Mariuccia, è stata una donna che ha precorso i tempi. Fotoreporter per l'edizione del Levante del secolo XIX, 60 anni fa, nel momento della nascita della redazione chiavarese. Attraverso i suoi scatti ha raccontato 10 anni di storia del territorio, in uno snodo cruciale tra il dopoguerra e l'inizio degli anni 60. Alcuni degli scatti più significativi sono stati raccolti da Giorgio Getto Viarengo in un volume. Riguardare quelle foto ci permette di fare un viaggio cronologico in un pezzo, in un momento della storia di Chiavari dove il dopoguerra è finito e inizia la Chiavari della modernità dei nostri giorni, tra luci e ombre, nel senso che tante cose non sono state fatte bene, altre invece sono state fatte benissimo e danno a Chiavari questa vivibilità e questa straordinaria lucentezza a questa città. Per la redazione del secolo XIX parlare di Foto Mariuccia è parlare di una persona di famiglia. I figli di Maria, Giorgio e Mario Sanguinetti, e oggi i nipoti Luca e Mauro, hanno proseguito la tradizione di famiglia, continuando a collaborare con il giornale che proprio quest'anno festeggia 60 anni di attività sul territorio. È un giornale che appunto ha aperto la sua prima redazione qui a Chiavari nel 59, ha creduto che fosse giusto aprirla nonostante non fosse questo un capoluogo di provincia, perché le altre redazioni sono state aperte solo in capoluoghi di provincia, e però questo è stato significativo perché allora gli editori avevano visto lungo, avevano capito che questo territorio, per le sue caratteristiche, le sue specificità, era un territorio a sé stante rispetto alla grande Genova e aveva bisogno di essere raccontato adeguatamente, quindi ci fa piacere 60 anni dopo essere gli eredi di questa intuizione ed essere ancora qui a raccontare la storia del nostro territorio. Domani in più di 1600 piazze in tutta Italia saranno protagoniste le mamme rare che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche dei loro bambini. Ancora domani dunque ci sarà la campagna di primavera Io per lei, promossa da Fondazione Teleton e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Questo per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l'assistenza alle persone con patologie neuromuscolari. Sarà possibile sostenere la ricerca acquistando i cuori di biscotto. Nel Tigullio i banchetti saranno allestiti in piazza Caprera Santa Margherita Ligure, piazza della Vittoria Casarza Ligure, piazza Cavour Rapallo, sul piazzale delle chiese di San Rufino e San Bartolomeo di Levi e quella di San Colombano Certenoli. Domani avete visto il servizio sull'allerta meteo a causa delle condizioni non buone. Bimbi in bici, la biciclettata organizzata dalla FIAB Tigullio Vivi in Bici di Chiavari e Lavagna è stata rinviata a domenica 19 maggio. Ora sfogliamo l'agenda di Telepace per domani e lunedì. Appuntamenti in agenda per domenica 5 maggio. Per il terzo anno consecutivo Sopra la Croce ripropone il Cantamangio. Partenza alle 14 da Prato Sopra la Croce, prima tappa Belvedere e a seguire Valle Piana, Zanoni, Prato e Perlezzi. Alle 14.30 al Circolo Matteotti di Sestri Levante presentazione della cooperativa Istrice. Dopodiché si discuterà sul tema lavoro, quali strumenti, relazioni e pulsioni per giungere alla costituzione di una federazione di operai insubordinati. Una giornata da archeologi al Musel di Sesti Levante, laboratorio per bambini dai 4 ai 12 anni guidato da Marzia Dentone, l'inizio alle 15. Prosegue il laboratorio della fede, alle 15 visita alla chiesa di San Martino di Bargone, borgo storico in Valpetronio. Saranno presenti l'architetto Luciano Maggi e Mario Piezzo.
Giornata conclusiva del 34esimo concorso pianistico nazionale Johann Sebastian Bach all'ex convento dell'Annunziata di Sesti Levante. Alle 16:30 il concerto dei vincitori, seguirà la cerimonia di premiazione. All'Oratorio San Martino di Recco, concerto dedicato a Renzo Bez con l'ensemble Quinta e Sesta di Genova. Titolo: Canzoni, madrigali e mottetti nella polifonia nord-europea, l'inizio alle 17:30. Chiavari propone l'iniziativa Calici e Portici, percorso enogastronomico con la possibilità di degustare vini liguri in vari locali del centro città, il tutto dalle 18 alle 22. Appuntamenti in agenda per lunedì 6 maggio. Alle 10 a Palazzo Ducale di Genova, convegno dedicato a Don Gianni Baget Bozzo dal titolo Tra mistica e politica. Tra i relatori i giornalisti Luigi Accattoli, Paolo Lingua e Alberto Viazzi e l'ufficiale della Congregazione delle Cause dei Santi Sergio Simonetti. All'ospedale di Lavagna si svolge la giornata mondiale per l'igiene. Per tutto il giorno sarà presente uno stand presieduto da personale qualificato per consigli pratici e distribuzione di gadget. Infine, alle 20:45, all'ex convento dell'Annunziata di Sesti Levante, appuntamento con Mondovisioni, i documentari di Internazionale. Nella sala Agave sarà proiettato il film del 2018 Why Sparing Through to Power, ambientato in Sudafrica. Una notizia di pallanuoto in conclusione: in A1 femminile le giallo-blu del Rapallo hanno battuto in trasferta il Kelly Milano 18-11. Con questo risultato il Rapallo Pallanuoto chiude il campionato al terzo posto in classifica, 2 posizioni più avanti rispetto allo scorso anno. Venerdì le atlete allenate da Luca Antonucci scenderanno in vasca a Catania per la Final Six, dove troveranno ancora il Milano. E invece per quanto riguarda il campionato di Serie A2 maschile girone Nord, il Lavagna 90 ha battuto 10-6 il President Bologna ed è tornato grazie a questa vittoria in zona playoff. Si conclude questa edizione del nostro telegiornale, ci ritroviamo lunedì mattina con la rassegna stampa alle 7:30 con Marco Revello. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti.